Le elezioni provinciali, una struttura tecnica. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno del lunedì 9 marzo 2026, notizia che troviamo sul Gazzettino di Belluno ed è un'intervista al candidato in questo caso di centrodestra Marco Staunuovo Polacco, una struttura tecnica a supporto dei comuni. Marco Staunuovo, candidato del centrodestra per Palazzo Piloni, traccia le linee del programma. Gli enti locali, soprattutto i piccoli, devono avere un aiuto amministrativo e politica d'area vasta. Programmazione è la parola d'ordine di Marco Staunuovo Polacco, il candidato indicato dal centrodestra per la presidenza della provincia. Alla programmazione nel suo quotidiano da ingegnere, da sindaco di Comerico Superiore e da presidente del consorzio Bimpiave. E per Palazzo Piloni intende costruire un ufficio apposito che possa dare un supporto tecnico ai comuni, soprattutto a quelli più piccoli che per carenza di risorse non possono avere una struttura amministrativa adeguata a rispondere alle esigenze di oggi e soprattutto a portare a casa progetti complessi, spiega Staunuovo. Gli enti di area vasta come la provincia, ma penso anche al consorzio BIM e al GAL, hanno nella loro missione il compito di trovare misure di assistenza di area vasta, sono un elemento qualificante per sostenere i comuni nel reperire risorse e portare avanti la progettualità. Lavoriamo a testa bassa sull'idroelettrico, la partita del rinnovo delle concessioni nel 29 è fondamentale per il nostro territorio. Altra dichiarazione di questa intervista a firma di Damiano Torbene che troverete a pagina 4 del Gazzettino di Belluno. È sempre Marco Staunuovo Polacco che vediamo in questo scatto con l'attuale presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin. Altra dichiarazione che troverete all'interno di questa intervista: lo spopolamento è il problema principale, si contrasta con azioni forti e servizi mirati per trattenere imprese e famiglie. E sempre in questa pagina il borsino io il favorito può essere ma il presidente di tutti. Per come funziona la legge del Rio, corpo elettorale formato da sindaci e consiglieri comunali, voto ponderato e differente a seconda del peso demografico dell'elettore che lo esprime. Marco Staunuovo Polacco, 52 anni, ingegnere, sindaco di Comerico Superiore, è il favorito per Palazzo Piloni e lo sa, del resto è il candidato del centrodestra e i partiti del centrodestra governano nella maggior parte del territorio provinciale e poi hanno in mano i comuni più popolosi, quelli dove il voto vale di più. Ma il presidente, comunque vada l'esito elettorale, dovrà essere il presidente di tutti, dovrà rappresentare l'intero territorio e tutte le sue componenti, dice Staunuovo, che poi prova ad analizzare la situazione. In provincia si sono create due coalizioni che sono identificabili in centrodestra e centrosinistra. Questa situazione nasce dalle scelte fatte 2 anni fa dal centrosinistra, che ha voluto marcare il territorio con la nascita del gruppo Futura. Ma molti amministratori locali non sono identificati in nessuna delle due coalizioni e le loro valutazioni in cabina elettorale vengono fatte in riferimento alla storia amministrativa più che di partito e soprattutto alla capacità di interloquire. Quindi è vero che il centrodestra è favorito, ma poi le dinamiche che regolano un voto di secondo grado, quale è quello per la provincia, hanno tante variabili. Staunuovo va oltre i pronostici e punta al sodo. I problemi del territorio sono noti e sono uguali per tutti, la differenza è il metodo per risolverli. Quello che è fondamentale è capire perfettamente il ruolo del presidente di provincia, che oggi va oltre quello dell'amministratore locale. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno con tutti i richiami di questa edizione di lunedì 9 marzo 2026. Ovviamente in primo piano la notizia letta poc'anzi: Staunuovo, la provincia a supporto dei comuni, candidato del centrodestra, acqua e spopolamento, nodi principali da affrontare. L'approfondimento di Damiano Torben a pagina 4. La foto di copertina: 8 marzo, teatro pieno, all'esterno proteste e ripicche, fra striscioni e mimose il flash mob anti-Cruciani. Fuori dal teatro Buzzati, canti e mimose, dentro attacchi e provocazioni, non una di meno ha organizzato un flash mob ritenendo inopportuno che lo spettacolo del conduttore Giuseppe Cruciani si svolgesse proprio nella giornata internazionale della donna. Lo showman, ma qui il vero inclusivo e democratico sono io, l'articolo di Prior. A pagina 2, Giovanni Santin, altro richiamo: la corsa, vento tra i capelli, il ventennale con 2000 partecipanti. L'articolo in questo caso lo troverete a pagina 3. Daniela De Donà a pagina 8, Borgo Valbelluna, a Pellegà, il paradiso di skate e pattini. Sport acrobatici, tutti si possono cimentare, non solo i campioni che da Australia, Stati Uniti e paesi del nord Europa vengono ad allenarsi nell'area attrezzata di Pellegai, frazione di 300 abitanti in comune di Borgo Valbelluna. L'Accademia Sportiva, fondata da Giovanni Peterle, bellunese, 26 anni, atleta di pattinaggio cosiddetto aggressivo,
e presidente dell'associazione Peterland, ad aprile apre le porte con corsi dedicati a parkour, patinaggio freestyle, BMX, skateboard, monopattino e pattinaggio di base per i principianti. Ancora Giovanni Santina, pagina 5, Belluno, il valore della memoria al Bosco delle Castagne. Le persone passano, inevitabilmente i luoghi restano e sono gli spazi. Sono i luoghi della comunità che si rinnova, ha detto ieri Marco Borghi, membro del comitato scientifico e già direttore dell'IVESER, cioè l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, intervenuto in mattinata al Bosco delle Castagne in occasione dell'81esimo anniversario del 10 marzo 1945, quando proprio qui per rappresaglia furono impiccati 10 partigiani e i luoghi, lo ha ricordato Gino Sperandio, presidente provinciale dell'ANPI, vanno preservati e tutelati. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, consorzi sfrattati, scambio di accuse, il sindaco di Sovramonte Dalla Torre: li abbiamo ospitati gratis per 15 anni. È triste vedere che i consorzi del Fagiolo e del Murone facciano passare i comuni di Fonzaso, Lamone e Sovramonte come i cattivi dell'avvertenza che ha portato allo sfratto dal punto verde, e quindi noi ora, oltre al danno, dobbiamo subire anche la beffa. Ma la storia va raccontata tutta, non omettendo parti come ha fatto il presidente Tiziana Penco. È pronta la risposta di Federico Dalla Torre, l'articolo di Gabrieli a pagina 2. Paralimpiadi, De Silvestro oggi in pista per il podio, la medaglia d'oro vinta da Emanuel Peratoner nello snowboard cross ha galvanizzato la nazionale italiana. Oggi c'è chi è già pronto a tentare di imitarlo sulla neve della Tofana nella gara di Supergigante, la seconda nel calendario dello sci alpino. Nel sitting c'è René De Silvestro, soddisfatto a metà per il quarto posto di sabato. La discesa libera non è la mia disciplina preferita, non avevo mai fatto un quarto posto in Coppa del Mondo, so di avere 4 opportunità alla mia disposizione, la prima è già in questo Supergigante. L'articolo di Di Bona a pagina 7. Per lo sport, ancora weekend trionfale sul San Pellegrino, stavolta il passo ha unito i trentini e bellunesi. L'articolo di Fontanive a pagina 17. Calcio, domenica storta in eccellenza per Borgo e Cavarzano, l'articolo lo troverete a pagina 19. Tavosanis firma questo articolo a pagina 11. Sci di fondo, dopo le medaglie olimpiche, Barp vola anche in Coppa. Nella 10 km in Finlandia, Elia è sesto, migliore di un grande gruppo azzurro. Mondial Juniores, bronzo alle Agordine, Cagnati e Milani. Dal Gazzettino di Belluno passiamo al Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia in primo piano riguarda il Vajont, decide il territorio. Il presidente veneto sulla discussa centralina Caner di Veneto Agricoltura: oltre al parere tecnico serve un accordo a livello locale. Stefani, come per il Vanoi, ascolteremo le voci dei bellunesi a partire dai consiglieri regionali. Le acque del Vajont sono sacre e quindi non si possono sfruttare? Direi di sì, risponde senza esitare il presidente della regione Alberto Stefani, che per la prima volta si pronuncia sulla delicata vicenda della centralina per la produzione di energia, la cui autorizzazione è stata richiesta dalla società Welly Red alla regione Friuli Venezia Giulia. L'articolo di Dalmas lo troverete a pagina 16. Dolomiti per tutti, la montagna accessibile vale 1 miliardo, l'approfondimento da pagina 14 a pagina 15. L'inchiesta spaccio di coca a Cortina, giro d'affari milionario. I 2 cobianchi volevano Cortina per loro, accanto ai fratelli di Roma c'era anche un egiziano molto attivo nello spaccio e altri 7 pusher che dominavano nei locali notturni. La cocaina costava 100 euro a dose, 1 grammo di hashish o marijuana tra i 10 e i 20 euro. Ci sono clienti ampezzani della banda che hanno speso cifre importanti per il proprio fabbisogno. L'articolo di Sosso a pagina 12. Ruffini a pagina 18. Belluno, ieri la cerimonia ANPI salviamo il bosco delle castagne. E la foto di copertina è dedicata a un primo piano del sindaco di Belluno Oscar De Pellegrini. L'intervista al sindaco di Belluno rientrato a Palazzo Rosso, secondo mandato, vedremo, prima chiudiamo i cantieri. L'intervista vi aspetta a pagina 13 ed è a firma di Alessia Forzin. Paralimpiadi, snowboard park di Cortina in festa, il primo oro è di Peratoner, l'inno di Mameli suona al cospetto delle Tofane, l'azzurro Emanuel Peratoner vince la medaglia d'oro nella categoria SB 112 di snowboard cross. Per l'Italia è la prima del metallo più prestigioso ai Giochi Paralimpici 2026, grandissima prova dell'italiano che aveva già fatto segnare il miglior tempo del tracciato allo snowboard park di Cortina. Con lui esultano anche i tanti militari dell'esercito addetti alla sicurezza. L'articolo di Micheli da pagina 28 a pagina 29.
Richiami anche di carattere internazionale sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. L'Iran in fiamme riparte da Khamenei. L'Assemblea degli esperti di Teheran ha scelto la nuova guida suprema. Gli Stati Uniti senza la nostra approvazione durerà poco. E ancora la polemica, Trump su Meloni, cerca sempre di dare un aiuto. Amo l'Italia, Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare. Parola di Donald Trump, all'articolo a pagina 3. Nell'inserto invece di Nord-Est Economia, le conseguenze sulle imprese venete e friulane. Per le aziende del Triveneto l'area del Golfo ha raggiunto un valore di 3,5 miliardi di esportazioni. Ed è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata.